Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, ragazzi NBA. Allora raga, mancano 16 partite alla fine della regular season e avevo ben 6 vittorie di vantaggio sulla nona, Siamo al sesto posto della conference, ci siamo messi molto bene per i playoff, sarebbe un sogno ragazzi, 16 partite alla fine, solo noi possiamo sprecare questo vantaggio. Il Comendone come sapete inizia per 2 premi, sesto uomo dell'anno e matricola dell'anno. Ho una media di 22 punti a partita, 7.5 assist e va L'unico tallone d'Achille vero di Veneziano è purtroppo i falli, ma va bene. Il problema è che si può risolvere. Vediamo se è un livello All-Star. E il Comendone piazza solo rete veneziana. Tony Parker, Leonard. Leonard per Tim Duncan. Ginobili, cosa fa Ginobili? Eccolo là. 3 punti. As great a player as Manu is on the court, his true impact on the NBA may not be felt until years from now. His success has captivated South America, and we should be seeing a lot of players influenced by him come into the San Antonio è una partita difficilissima, soprattutto in Texas. Fallo su Veneziano. Primo libero, sbaglia, cazzo di inizio. Buono, secondo segno dalla linea della carriera. Duncan, rimbalzo veneziano che è migliorato molto nei rimbalzi ragazzi, è migliorato molto il Cume. The chosen one passes to Billups. There's the pick. Right wing. Cantor kicks to Billups. Ma come giriamo bene la palla. Triplone. Oh, good on the triple. Well defended. Peccato, non era male. He's a shooter that the defense has to close down on Ginobili. when he's ready to pull that trick. Parker. Got to be in his face and not give him any space. And you can see they recognize that, Clark. I mean, they are not going to give him that look. Subito veneziano, ma cosa? Offline with his three. Erroraccio qua per il Even Cume. though he missed that one, great shooters have a way Inizia un of po' del feeling cazzo, when they've got enough room to pull the trigger. Yeah, not enough defensive coverage there. Ricordiamo che il Comendone registra il primo e quarto. I think if he's open, he's got to let that thing fly. Heads up, aggressive play. Speriamo di avere playoff per fare veramente il miracolo con una squadra sicuramente non da playoff. E Veneziano ne piazza 2. The chosen one's got 5. And the layup just gift wrapped right there. I mean, he had a clear path to the basket. Parker with it. Billups Leonard. defensively. Mamma mia ragazzi, San Antonio è partita veramente in quarta. È vero che ho 6 vittorie di vantaggio sulla nona, però devo stare attento perché nell'NBA tutto può succedere, soprattutto nelle ultime partite. Ecco l'altro errore. Leonard. Parker. Non ne sbaglia una purtroppo San Antonio. Non arriva più un punto ragazzi. Non arriva un punto. Mamma mia ragazzi, che schifezza. Foul call that time on the way up. That'll give him 2 chances at the free throw line here. And what a game for Leonard. Already up to 9 points and 1 rebound. Comunque ragazzi, se l'audio è in anticipo io sinceramente non lo so, e non so il perché. Purtroppo su FIFA e NBA purtroppo succede, a volte si vede che è un problema del game portable a questo punto. Visto che mi succede solo questi 2 giochi. For instance, you had Matt Bonner taking Steven Jackson out to a Coldplay concert last season. One way to help guys get to
Un inizio orrendo di match, meno male, finalmente. And that one's good by Faber. A 7 punti di vantaggio per i So texani. it's San Antonio now. Ginobili. 7-point differential. Their last game a win against the Lakers, Splitter. looking to carry it into this one. Yeah, and in the end, it wasn't even close. I mean, they had points coming from all over the floor. Boy, they were locked in and ready to roll, and offensively, they just had a rhythm that was impressive. Allora, And back to Popovich and the Spurs, he really makes a point of getting to know his players. Have them get to know one another. ho spazio per muovermi, He ragazzi. likes to have his players have a sense of Bravissimo. perspective about Mamma mia, the un world. grandissimo movimento di veneziano qua. There are other things going on besides the NBA. In fact, back in 2012, he had the players watching the presidential debates together. Mark Ginobili. Manu scrive Mark. Che Ginobili ricoglioni. dishes to Splitter. Drops Dio in the lane for santo. two. Splitter's got his Purtroppo second San bucket of the Antonio night. mette qualsiasi cosa in questo momento. Boy, the ball movement's been fantastic. Imbarazzante la The last few difesa. Ma va a possessions. cagare, And the call is going to Famous. be, yes, it is, an illegal screen. Well, good idea setting that screen, but the execution Mamma mia, wasn't che there. disastro, So che what, you disastro. want it to be hard, but it also has to be legal. The Jazz making a switch here. Gobert's checked in. Now Ginobili da casa sua, erroraccio. for him last game against the Lakers. You know what was great too, Kevin, was the way he balanced getting his own shots and making plays for others. Now Hayward. Ginobili missing from long range. Però basta fare tutto da solo. He's had some Gobert, playing time, but mano a no mano, scoring dai. yet from him. Good. Dai che piano piano recuperiamo. That kind of height, Dai che piano piano recuperiamo. that's going to be a pretty easy play for him. We get a break in the action, so let's take a look at the West and how the Siamo alla teams are stacking up. 38-28. Look at San Utah. Antonio è messa They're peggio trying di to noi get in the comunque. playoffs. Attenzione, If they proprio stay the course, they will. And checking out San Antonio, a couple spots l'ottava, When I look at San Antonio, they've got to be wondering how they slipped from being an elite team last year. Tuoso di veneziano, ma la mano in bocca. Guarda, sti qua non ne segnano una oggi, è incredibile. È incredibile. Con una prestazione normale della mia squadra è la vittoria, perché io ho veramente fatto il massimo oggi. I would say yes. Splitter, that's good. 75 Utah, 100 San Antonio. Che batosta. Per veneziano, prestazione meravigliosa. The chosen one passes Evans, ne mettono una, ragazzi. from Bellinelli. Here's Joseph. Evans with the rebound. Evans has got his third rebound on the night. Inside. Oh là. Come on now, young fella. Watch out. You might bring that whole basket down on top of it. I didn't think he was Che tristezza giocare così bene e perdere. Mi sta sui coglioni. Enjoying the moment up there. that Kia Slam Cam replay really gave you a good look at the action. And Joseph kicks to Splitter. Ho detto che ragazzi, mai visto una squadra con questa percentuale del 100% questa partita, io non lo so. San Antonio si è inventata veramente la partita della vita. I miei compagni non ne mettono una. Vada basta. Dormita generale. Sarà ancora lunga la lotta per i playoff. Questo è il bello però di non vincere sempre. Una squadra come Utah è già un miracolo essere a lottare per i playoff. Ma non entra una. Mamma mia, che prestazione di squadra orribile. Quarto fallo per veneziano. Frustrazione per Vene. Splitter. Il Bailey. 2 punti comodi per il Bailey. Italia contro Italia in questa partita. Se veneziano ha stravinto quella individuale, a livello di squadra strasconfitta per Utah. Vediamo se entra questo. Non è... No ragazzi, cioè è impressionante. Non è colpa mia se questa è sconfitta, ma non può avere una squadra che non ne mette una. Grande veneziano che recupera anche questa.
E stavamo, madonna, stavamo sbagliando anche questa, io non ci credo, Comunque ha messo le seconde linee, aiuta me, ha capito di aver perso la partita. C'è solo veneziano. Ma tutte e due le squadre hanno le riserve. Più 30 ragazzi, più 30 aiuto. Alleluia. Cerchiamo di salvare la faccia ragazzi. E c'è anche stoppone veneziano. Mamma mia, però che prestazione ragazzi. Che cume però Fioi, che cume. Questo cume se il prossimo anno va via da Utah ragazzi può veramente già fare cose mostruose. Jefferson. Ah, qua un piccolo errore di veneziano. Bravi. Cerchiamo di abbassare un po' il passivo, proviamoci. Bravo. Cazzo Evans. Ma che cazzo mettiamo? Finito fallo di veneziano. Really a tough call. Was called and now he's got to really make sure that he's. Meno male che manca poco alla fine. Per fatalità ho un registro, ho fatto le ultime 4 partite, cioè 5 partite, 3 vittorie e con queste 2 sconfitte. Avevo 4 partite, 3 vittorie, una sconfitta, in realtà un'altra sconfitta dopo i Clippers San Antonio. Vabbè. Se vinciamo sempre è troppo scontato e veneziano ne cazza altri 2. Credo che per almeno 18 su 30 nel campo, 6 rimbalzi. Signori, Disi scume. Veramente non sono stragasato perché comunque sto straperdendo e mi dà abbastanza fastidio. Però quantomeno siamo testimoni di un'altra prestazione sontuosa veneziana. 43 punti, signori, questo è un fenomeno. Qua vanno in difesa no, però va bene. Bello. Una gran cosa qua. Mamma mia. Intanto mi perdo queste cagate. Però a livello offensivo sono mostruosi. Veneziano mostruoso. Finisce 6 falli, finisce qua sta agonia, sinceramente non vedevo l'ora ragazzi, purtroppo è andata male a livello di squadra, ma grande vittoria da parte di veneziano contro perché Tony Parker l'avevamo massacrato, però purtroppo alla fine conta vincere e abbiamo preso le bombe. Mancano 15 partite alla fine, i playoff sono ancora possibili, abbiamo penso almeno 5 partite di vantaggio, 5 vittorie, però ragazzi è molto dura. Raga, un saluto dal comandante veneziano, prossima partita la registro a Houston, voglio la vittoria. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.